Maxi riconversione dell'ex centrale elettrica di Porto Tolle diventerà un mega villaggio turistico sostenibile. Da centrale elettrica dismessa a resort turistico green. È la radicale trasformazione che subirà l'ex impianto Enel di Porto Tolle. Era una delle più grandi e delle più complesse per l'impatto sull'ambiente e ora vi rimarrà solo la ciminiera, l'edificio non in acciaio più grande d'Italia che servirà allo scopo attrarre turisti. Se ne prevedono 8.000 al giorno. Rinascimento per il Polesine, un punto nero. Non lo è solo da un punto di vista di quello che rappresenta quella centrale, ma è anche un immobile che dobbiamo togliere, dobbiamo fare una riconversione che sia seria. Enel propone una riconversione seria. Il megaprogetto ha un costo di 60 milioni di euro, rappresenta un modello di riconversione sostenibile che la Regione vuole riproporre in altri contesti. Il mondo è cambiato, i consumi sono cambiati, le direzioni vanno i temi vanno in altre direzioni, per cui adesso si cambia. Fortunatamente si cambia riconvertendo e ridando dignità al Polesine. Non solo dignità, ma anche benefici economici. Oltre a rappresentare un nuovo punto di riferimento per il settore outdoor in Europa, creerà 400 posti di lavoro e sarà aperto agli imprenditori locali che potranno partecipare con la propria attività. L'indotto sarà quindi maggiore rispetto a quello della centrale in funzione. L'impianto è entrato in servizio nel 1980 e fino alla fine degli anni 90 ha contribuito con una quota del 10% circa della produzione nazionale di Enel, per poi cessare le attività nel 2015. Il 2023, infine, sarà l'anno della svolta.